con la collaborazione di Olio San Giuliano Alghero, Equimbar Oliena, Uniposto Zieri di Letizia De Monte, Passeggiata a cavallo maneggio la cinta San Teodoro, la maglia ufficiale di sportriver.biz. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind me. Il 62esimo Gran Premio Sardo ha preso la via del Lazio, precisamente quella di Anguillara, città dove fa capo la scuderia Cludia e il suo team manager Massimiliano Narduzzi. Per i colori claudiani si tratta del primo successo in questa competizione, mentre per Narduzzi è la terza conquista. La prima fu nel 2012 con Bosciale da Cludia, mentre questo è il secondo consecutivo dopo quello dello scorso anno con Vanadio da Cludia. Quest'anno ad incidere il proprio nome sull'Albo d'Oro è stato Bontour, che paradossalmente si è imposto in maniera più autoritaria rispetto agli accreditati compagni di allevamento. Un successo costruito metro dopo metro da Bontour, annunciato alla vigilia come cavallo positivo e regolare. Le sue attitudini da passista si sono sposate perfettamente con i 2400 metri del Don Dodato Meloni. Dopo un avvio di studio il suo interprete Alessandro Fiori ha rotto gli indugi al primo passaggio, guadagnando steccato il leadership della corsa, passando sulla labile Aurea. Poco prima c'era stata la caduta di Abracadabra e Francesco De Turi, che ha rallentato la galoppata del favorito Arraio, che la seguiva alla schiena. Bontour ha proseguito indisturbato, gestendo le frazioni e gli attacchi apportati da una generosa Aquila d'Aigenta, che ha provato a mettere pressione al battistrada, insistendo fino ai 250 finali, dove il grigio ha ingranato la marcia non appena richiesta da Fiori, andandosene per proprio conto e lasciando a quattro lunghezze rimontate al Raio. Al terzo è scivolata Aquila d'Aigenta, al quarto ha concluso a Sonero. Per Bontour, da Bombone ed Undazur si tratta della seconda vittoria in carriera, mentre il giochi di Florinas Alessandro Fiori bisa il successo ottenuto nel 2015 con Tosca prepotente. A fine gara il commento soddisfatto proprio di Fiori, quello di un rammaricato Antonello Falde e a seguire quello di un soddisfattissimo Roberto Godani, proprietario e allenatore di Aquila d'Aigenta. Alessandro, dal 2015 a oggi sono passati 4 anni da Tosca prepotente e oggi hai vinto con Bontour. È vero, 4 anni. E nulla. Gallo che ha dimostrato sempre di fare bene. Oggi ha dimostrato soprattutto di fare la distanza. Fa la distanza, Gallo c'ha un passo solo. Ho preferito andare davanti da questa parte qua, fare la corsa mia alla fine. Andando con il suo passo vado sempre bene. Sì, ha dimostrato di essere un gran cavallo, ha dimostrato in tutta la stagione positiva e regolare, magari non di spicco, però comunque ha dimostrato quello che vale oggi. Certo, alla fine sono cavalli che vengono avanti sempre corsa dopo corsa. E poi il 2004 mettevano tutti alla prova e lui l'ha vinta. Quindi lui l'ha avuta, c'è un bel passo, una bella azione. Complimenti Alessandro. Rientro del vincitore Bontour con Alessandro Fiori, vincitore della edizione 2019 del Gran Premio Sardo. Ma avevo vinto tranquillo. Bravo. Lello, 2 parole a Raio. Purtroppo non mi è andata bene, è caduto il cavallo davanti e ho perso troppo terreno. Infatti ti abbiamo visto che sei stato molto dietro anche al secondo passo dall'altra parte. Perché meno male si è tirato su e l'ha saltato lui cavallo Fantino, è andata bene lì e poteva andare meglio. Quindi un filo di rammarico questo Gran Premio. Secondo te lo portavi a casa una cosa Lo più pulita? vincevo tranquillamente. Ok Lello. Roberto Godani, avevamo parlato questo inverno che era un sogno fare delle corse importanti. Aquila ha dimostrato con la sua regolarità, soprattutto in questa parte di stagione, di valere questa categoria. Sì, Penso sì. che sei soddisfatto di questa testa. Sono molto soddisfatto, è andata molto bene. È venuta una corsa che non mi aspettavo, perché mi aspettavo più andatura e non siamo riusciti a coprirla come volevamo, perché lei è una tiratrice. Però ha fatto una corsa, ha corso la protagonista, ha affiancato il vincitore tutta la strada. Poi in fondo è andato più forte, lì è calata un po' per la corsa generosa che aveva fatto, però siamo soddisfattissimi di questa corsa e di tutta la stagione. Sì, penso di sì, comunque. Parlavamo di sogni, non si sono concretizzati del tutto, però bisogna dire che questa cavalla, ricordiamo sempre l'handicap che ha, dimostra comunque grande cuore e grande generosità. Sì, certo, è iniziato tutto con una scommessa. Come avevamo detto. Con una scommessa, sognando corse di questo livello, correre da protagonisti fa sempre piacere, una gioia immensa. Certo.
Complimenti per il lavoro immane che presumo sia stato fatto dalla domatura a portarla in corsa, a tranquillizzarla in corsa. Abbiamo visto che comunque anche oggi era più tranquilla rispetto alle altre prove e quindi tutto questo va, il merito è tuo, che sei il proprietario e anche l'allenatore. Sì, c'è stato tanto lavoro dietro questa cavalla che purtroppo nasce con un handicap non differente, però piano piano abbiamo trovato la quadratura del cerchio e ad oggi ci troviamo questa gran cavalla che ci godiamo. Sì, e si può gioire anche di un terzo posto in un Gran Premio Sardo. Lo credo bene. Complimenti Rob. Se ti piace quello che faccio, contribuisci anche tu acquistando la maglia del blog sconriver.biz, il blog che tratta l'ippica sarda a 360 gradi.